I pentastellati veneti alzano la testa e si preparano a marciare su Roma per dare la sveglia sull'autonomia ai vertici nazionali del Movimento 5 Stelle dopo che il voto delle europee ha travolto i candidati locali. Il partito fondato da Beppe Grillo aveva sostenuto fin da subito il referendum veneto, salvo poi mettere il silenziatore ai rappresentanti locali per non creare tensioni con Di Maio, che aveva frapposto 1000 paletti all'avversario Salvini proprio sull'autonomia veneta. Ora questo cambio di passo viene accolto positivamente da tutti ed in primis dal governatore Zaia. Questo sarebbe un grande segno di coerenza, però poi dalle parole ai fatti. Ormai siamo ai tempi supplementari, l'autonomia ha già avuto il suo travaglio, la sua gestazione e quindi adesso vogliamo che si firmi l'intesa come previsto dalla Costituzione tra il governo e la Regione del Veneto. I lavori per casa, i compiti per casa li abbiamo fatti e già da ottobre 2018 che il governo ha a disposizione la nostra bozza d'intesa, quella che vorremmo che si firmasse. Autonomia che dopo la valanga di voti sulla Lega ed il record proprio in Veneto sembra più vicina, visto che ora la bilancia del peso politico pende pesantemente su Salvini. Sulla partita dell'autonomia il popolo si è espresso al nord ma anche al sud, basti pensare che abbiamo in molte località tranne la Campania e la Sicilia abbiamo sostanzialmente la Lega che sorpassa i 5 Stelle anche nelle regioni del sud, a dimostrazione che l'autonomia non è un limite ma è un'opportunità ed è una questione nazionale. Dopodiché se pensiamo al fatto che l'autonomia nasce dai referendum è bene che si rispetti la volontà del popolo, 2.328.000 veneti hanno votato per il sì. Adesso monta questa polemica sul fatto che il voto alla Lega è stato un voto non di città ma un voto che ha coinvolto le province, le periferie, le classi che forse hanno, appunto sono più ai margini della società, lei è d'accordo? Ma il voto della Lega è un voto talmente importante che è un voto trasversale, non è un voto di classe, è un voto di un'istanza popolare. E Rousseau, che non è quello della piattaforma informatica dei grillini ma è il filosofo francese, lo diceva nel contratto sociale: il popolo ti delega a rappresentarlo, quando non lo rappresenti più ti toglie la delega. Quindi oggi noi abbiamo la responsabilità di una delega forte da nord a sud che ci ha portato 3.440.000 voti in più. Questa lettera dell'Europa la preoccupa? Cadrà il governo forse? Non l'ha mandata a me la lettera, per cui dovreste chiederlo agli addetti ai lavori, insomma al governo. Evito di fare commenti su lettere che non ho visto e non ho letto. Questo però mette un po' in crisi il governo, già si parla di possibili alleanze tra il PD e 5 Stelle. Guardi, questo non lo so, io so che noi siamo coerenti, abbiamo un contratto di governo e finché questo è rispettato si va avanti. Se i 5 Stelle hanno deciso di andare col PD, lo dicano loro, io non me ne intendo di ste robe.